l'affetto che gli uomini d'onore hanno per i loro amici e di questa natura. Ma cos'è? Finito. Ancora. Non ce la faccio più. Sembra stessa storia. Sembra stessa storia. Ma io non lo so. Sembra stessa storia. Ma insomma, cara, ma che dire? Che tengo che tu mi rendi la vita impossibile. Compagna mia, tu sei troppo esagerato. Quando arriva a 20 anni il matrimonio come me, che fai? Ma che parla a fare? E che te la vendi tu? La tua vita con me è stata felicissima e che te la vendi a fare? Eppure la tua. Felicissima! E meglio come ne parlamma? Felicissime! No! Per niente felice! E invece sì! Felicissima! No! E invece sì! E basta! E basta! E basta! Non è possibile studiare in queste condizioni. Me ne vado! Ma va a te, non si mette pure questo, si mette. Ma insomma, io mi chiedo perché mi sono sposata a lui. Si comporta forse come un marito dovrebbe comportarsi. Ma che? Lui si crede che io mi sono sposata per badare alla casa, per fare la casalinga. O peggio, per fare serva soia. Mari sembra solita esagerata. Ma Sapete? Dove devi andare? A fare anche la perizia stasera? certo che devo andare a fare la perizia, perché non ci devo andare? No, ma vacci pure, vacci pure. Ma sappi che io mi aspettavo ben altro dal matrimonio. E chi lo dice? E qua hai ragione, Mi sa, che rimanere una femmina onesta con te è davvero un grande merito. Tony, io sono sposata da 20 anni. Se marito mi si permettesse fa quello che fai tu, facessi imparare a correre. Ma stai attento che non mi venga un giorno l'idea di andare a cercare altrove la felicità che tu non mi hai saputo dare. Ci sono donne più brutte me che hanno trovato dei consolatori. non fa complimenti, fatela a tua sto consolatore. Ma voi lo sentite? Tonino, così stai facendo un brutto gioco, Tonino, Tony, e non esasperatela però pure voi. Come? È lei che mi esaspera. Si può trovare un consolatore. Se trovasse pure. Sa che c'è di lui. Sa tenessero pure. L'hai voluto tu. Ma che fai, minaccia? L'ha voluto lui. Tony, Guarda che stai facendo un brutto gioco. Non ti conviene fare una cosa del genere? Tony, abbracciatela e la facete pace, facete così. Ma No! io? Ma non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio. Tony, Non se ne una parla vita fa così, Tonino. Tonino! Guarda che stai facendo un brutto gioco, Tonino! Tonino, questo non si fa! Tonino, questo non si fa! Signora Maria. No! Oh, Peppino, avete sentito come mi ha parlato mio marito? Voi l'avete sentito? Ho sentito. Ma voi avete sentito, signora Maria? Avete sentito quanto gliene ho detto? Io mi sono comportato da amico e sono stato duro, secco, fermo. Gliel'ho detto a vostro marito che sbagliava. Ma invece lui no. Lui insiste. Quando voi lo avete sfidato a prendervi un consolatore, lui vi ha detto prendetelo. Sì. E quando l'avete sfidato a prendervi un amante, lui vi ha detto fallo e che se la tenesse pure. Ebbene, signora Maria,
Se voi avete un minimo di carattere, un minimo, voi questo consolatore ve lo dovete prendere. Oh, vedete, signor... non mi venite a dire, ma io non lo so, dovete andare a cercare. Ci sono io. Sì, signora Maria, sì. Dio mi è testimone e sa quanto sto soffrendo a fare una cosa del genere ad un mio amico. Ma non c'è amico che tenga, signora Maria, non c'è amico che tenga. Io ho visto come vostro marito vi ha trattato in questa casa. In me, prima di un amico, c'è un nobile cavaliere che difende l'amore, signora Maria. Si proceda, signora Maria, si proceda. E procediamo. Oh, e andiamo. Ma dove andate, signor Peppino? Signora Maria, ma che avete già dimenticato come vi ha trattato vostro marito? Assolutamente Eravamo qua, eravamo tutti quanti voi, vi ha detto prendetelo, fatelo, e voi adesso già state ritrattando. no, signor Peppino, no, non dimentico. Dobbiamo avere, signora Maria, la nostra vendetta. La nostra vendetta. Vendetta? Sì. E Con allora, voi? sì. E allora, signora Maria, io non so come fa vostro marito a trattarvi in questo modo. Non lo so. Lui ha davanti agli occhi la femmina più bella che si possa immaginare. E che fa? La butta in un angolo, tipo una scopa. Vedrete, signora Maria, vedrete che uomo diverso sarò. Come sarò dolce, innamorato, degno di voi. Oh, signor Peppino, siete brutto, ma sapete parlare al cuore delle donne. E adesso... Grazie, Maria. Oh, e adesso, Peppino, chiedetemi tutto e esprimerò ogni vostro desiderio. Ma sono vivo, sto sognando, signora Maria. No, voi non sapete da quanto tempo aspettavo queste parole. Calma. No, signora Maria. Adesso penso che ci sia mia moglie che torna. Allora facciamo... Peppino! Ecco, Peppina. Peppino! Eccomi. Signora Maria, vostro marito parte questa sera. Sì. E allora facciamo una cosa, ceniamo assieme e poi dopo avremo la nostra vendetta. Vendetta sia. Arrivami poi.